un giorno il pagamento di una sanzione di 17 centesimi e gli arriva una multa di 202 euro. La vicenda di un barista del centro storico di Mestre che lancia un appello alle istituzioni. Gli aiuti del governo per il caro bollette sono accolti dalle varie associazioni di categoria del veneziano solo come un primo passo, ma tra le imprese si comincia a respirare ottimismo. Furti e vandalismi negli autobus o in alberghi non in attività. Denunciati dai carabinieri, 20 giovanissimi ad appartenenti a una baby gang di Caorle hanno provocato danni per 30.000 euro. La consulta dà ragione al Veneto e respinge il ricorso contro la decisione di assumere medici senza specializzazione per far fronte alla carenza di personale e all'emergenza sanitaria. Riconoscimento del lavoro usurante dei portuali, 2 milioni di euro per la crisi del Covid e sblocco dei protocolli fanghi nel decreto mille proroghe, provvedimenti essenziali per il porto di Venezia. Nonostante fosse stato invitato, gli hanno negato l'accesso all'Arsenale durante un sopralluogo di una commissione consiliare, lo sfogo dell'ex consigliere giornalista Maurizio Crovato. Il carnevale a Venezia entra nel vivo, dalla magia del carnevale sull'acqua all'Arsenale, alla sfilata in gondola delle Marie, fino al concorso per la maschera più bella a San Marco. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E dunque lo avete sentito, c'è questa storia in primo piano, la storia di un barista di Mestre che ritarda un giorno nel pagamento di una sanzione di appena 17 centesimi ed è stato multato con la bella cifra di 202 euro. Una fattura di 17 centesimi. Una sanzione di 17 centesimi per un ritardo di un giorno e 17 centesimi sono diventate 202,51 euro. 17 centesimi di multa per un giorno di ritardo nel pagamento della Tari, ma a questa modica cifra vengono aggiunte ulteriori sanzioni amministrative che portano la multa a raggiungere una somma effettiva di oltre 200 euro. Un vero salasso per Ettore Grandesso, proprietario di un noto bar nel centro storico di Mestre. Questa devo pagarla entro 150 giorni dal ricevimento, che è stato il 30 di dicembre, quindi fra 2 mesi circa, anzi pagherò un po' prima perché non vorrei ricorrere a un'altra sanzione. Grandesso, subentrato da poco tempo ad un altro gestore, avrebbe dichiarato al momento del rilevamento del locale una metratura del plateatico inferiore rispetto a quella effettiva, come anche risultava dagli atti di cessazione. L'aggiunta di altre spese amministrative ha portato la multa a una cifra molto elevata. Inoltre, quest'estate lo stesso si è visto multare dalle forze dell'ordine durante una festa a tema organizzata nel suo locale, di cui però aveva le autorizzazioni necessarie. I vigili sono venuti, hanno controllato, hanno visto che io avevo pagato tutte quello che si doveva pagare per fare questa festa, quindi la festa era autorizzata, era tutto a posto, però non contenti hanno detto vediamo se troviamo qualcos'altro, hanno trovato una differenza di 30-50 centimetri sul plateatico fuori e quindi mi è arrivata una sanzione perché io avevo il plateatico che sporgeva di 50 centimetri da una parte e dall'altra. A questo punto il gestore del locale fa un appello. Io vorrei fare un appello alle istituzioni se è possibile eliminare queste cose e fare in modo che si usi più il buon senso che la burocrazia. E ora parliamo invece degli aiuti poderosi annunciati dal governo Draghi per contrastare il rincaro dell'energia, che vengono accolti dalle varie associazioni di categoria del veneziano come un primo passo importante che però ancora non basta. Il governo Draghi ha annunciato 6 miliardi di stanziamenti per contrastare il caro costi dell'energia elettrica. Aiuti poderosi, così sono stati definiti da più parti i vari decreti in arrivo per sostenere l'economia, che indubbiamente anche a Venezia e provincia sono accolti favorevolmente. Da Murano, Isola del Vetro, nel centro storico di Venezia, all'intero comparto delle attività artigianali nel Milanese, nella provincia veneziana. L'aiuto è salutato come una prima fondamentale boccata d'ossigeno. Un primo passo che però ancora non basta. Rappresento un comparto produttivo dove la parte energetica la fa da padrona e quindi il focus è particolarmente importante. Primo passo ai quali devono ovviamente seguire delle riflessioni molto più ampie sull'argomento energia, fonti rinnovabili, sistemi di approvvigionamento delle nostre imprese.
attraverso una rivisitazione, una rivalutazione di quelli che sono i sistemi di emissione delle energie. La situazione è molto delicata, come avvertono gli artigiani nel milanese per bocca di Andrea Dal Corso. Ho fatto una stima veloce, da agosto, dai primi mesi in cui l'aumento è cominciato a essere sensibile ad oggi, abbiamo calcolato che i costi sono aumentati di circa 5 volte, quindi stiamo parlando di un aumento di un fenomeno generalizzato e molto molto importante a cui va necessariamente messo un freno, e il problema deve essere risolto alla fonte con una politica energetica diversa da parte dello Stato, ma anche con un ripensamento generale del sistema di approvvigionamento delle materie prime come gas e energia elettrica. Ora la cronaca alle 15:20 di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Triestina a Venezia all'altezza del Casinò per un incidente stradale tra 2 auto, 6 le persone coinvolte e 5 i feriti. I pompieri arrivati da Mestre con 2 automezzi, tra cui l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto un uomo rimasto incastrato all'interno dell'auto rovesciata su un fianco. È stato stabilizzato, preso in cura dal personale sanitario del SUEM, intervenuto con più ambulanze e l'automedica. 5 i feriti trasferiti proprio in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Le immagini raccontano naturalmente della gravità di questo incidente. Denunciati 20 giovani invece appartenenti a una baby gang a Caorle. 20 giovanissimi appartenenti ad una baby gang a Caorle sono stati denunciati per danneggiamenti sui mezzi a TVO, accessi abusivi mediante violenza sulle cose in alberghi situati in pieno centro cittadino, dove è stato rubato denaro contante, un registratore fiscale, bibite, alcolici e snack. I danni in totale si aggirano sui 30.000 euro. Dopo le prime denunce da parte del personale a TVO e le successive chiamate al 112, l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri ha permesso l'identificazione dei ragazzi, tutti minorenni. Già dall'inizio dell'anno scolastico i Carabinieri avevano ricevuto delle segnalazioni che riguardavano alcuni quindicenni caorlotti, i cui atteggiamenti avevano destato preoccupazione. L'attività investigativa si è conclusa con l'esecuzione di decreti di perquisizione a carico di alcuni dei componenti del gruppo ritenuti gli autori materiali dei furti. Ora parliamo di sanità, perché la Regione Veneto incassa una sentenza che il presidente Zaia definisce storica. La Consulta ha respinto il ricorso contro la decisione di assumere medici senza specializzazione per far fronte alla carenza di camici bianchi e poi all'emergenza sanitaria. La Corte dà ragione a noi, il che vuol dire che non abbiamo solo ragione. Abbiamo avuto solo ragione, ma si apre un nuovo fronte, che è quello che tutte le regioni possono provvedere all'assunzione di nuovi medici, diciamo giovani medici laureati abilitati, che poi andranno a specializzarsi, ma che nel frattempo possono magari lavorare in un pronto soccorso in un'area medica. Il presidente del Veneto Luca Zaia definisce storica la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato dall'Associazione Medici Dirigenti ANAO Assomed alla delibera con cui la Regione Veneto, per far fronte alla carenza di camici bianchi, aveva aperto nell'estate 2019 all'assunzione di 500 nuovi medici, laureati e abilitati, ma ancora senza specializzazione. Provvedimento primo in Italia che aveva attirato sulla regione pesanti critiche proprio da parte dei sindacati dei medici. Poi il Covid invece ci ha insegnato che se hai bisogno di un bicchiere d'acqua non chiedi la qualifica a qualcuno, ma è importante che ti porti il bicchiere d'acqua. Però ripeto, qui stiamo parlando di giovani medici laureati in medicina e chirurgia. E allora io dicevo, guardate, se mi venite a dire che un giovane medico laureato che si è fatto 6 anni di università e poi, se non ricordo male, 2 anni di abilitazione è ancora uno sprovveduto che non si può avvicinare a un paziente, allora qualcosa non funziona. Al ricorso di ANAO Assomed, la Regione aveva deciso di controbattere punto per punto, arrivando davanti alla Consulta che ha ritenuto corretta la scelta di assumere i giovani medici senza specializzazione. Ora, aggiunge Zaia, alla luce di questa sentenza sarebbe forse il caso di rivedere le norme nazionali in modo da snellire il più possibile le procedure riguardanti i giovani medici e gli specializzandi. L'emergenza sanitaria ha mostrato ancora più chiaramente quanto importanti siano le figure degli operatori della sanità e fondamentale la loro valorizzazione. Io direi che ci sono 2 cose da fare: assumerne e formarne quindi di più e pagarli anche di più, perché gli operatori del mondo della sanità oggettivamente devono avere
più riconoscimento anche economico rispetto a quello che fanno, e queste sono le vere sfide, non star lì a dire che un medico laureato e abilitato non può avvicinarsi a un paziente. Ora l'economia, perché in queste ore sono stati approvati 2 importanti emendamenti a favore di un settore nevralgico a Venezia. Approvati 2 importanti emendamenti al decreto milleproroghe per iniziativa del Partito Democratico, volti a supportare un settore nevralgico dell'economia veneziana. Un primo emendamento riguarda il MOSE, ovvero riguarda l'attenzione nei confronti dei lavoratori del MOSE e delle imprese, che consentirà di agevolare la chiusura di questo accordo transattivo di cui da mesi si parla. Si apre così una nuova stagione che comporta l'istituzione dell'autorità della laguna, attesa da mesi, che rappresenta un passaggio fondamentale per il superamento del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario unico dello Stato messo sotto commissariamento pubblico dopo lo scandalo di tangenti e false fatturazioni. Noi sappiamo quanto il MOSE abbia anche umiliato la città nell'occasione dello scandalo del 2014, è una pagina quindi che va chiusa al più presto. Il secondo emendamento invece va a tutelare i lavoratori portuali. Con un emendamento voluto anche questo dal Partito Democratico sarà favorito il prepensionamento dei lavoratori terminalisti con un fondo che verrà istituito in tutte le autorità portuali e quindi anche a Venezia. È stato inoltre rifinanziato un fondo di ristori con 2 milioni di euro per la crisi determinata dall'emergenza Covid. Fino al 30 giugno del 2022 ci sarà la disponibilità di questo fondo di 2 milioni per i porti italiani. E tra gli emendamenti approvati c'è anche il protocollo fanghi, bloccato da anni e propedeutico alla ripresa dei lavori e degli scavi dei canali portuali di Venezia. Con una norma regolamentare dovrebbe favorire la sottoscrizione finalmente del protocollo da parte di tutti i ministeri interessati e di riprendere l'attività di manutenzione e di rilancio del porto di Venezia. Qualche giorno fa si è visto negare l'accesso all'Arsenale durante il sopralluogo di alcuni consiglieri comunali. Il giornalista e storico di Venezia Maurizio Crovato racconta il caso che suo malgrado lo ha visto protagonista. Dell'Arsenale di Venezia se ne parla almeno di 42 anni, la sua restituzione alla città. Finalmente 10 anni fa ci fu una convenzione firmata dall'allora sindaco Giorgio Orsoni che restituiva tutto il compendio arsenalizio al comune di Venezia, un evento storico. Allora, cari amici della Marina, cercate come minimo di aprire la porta principale, quella dei Leoni, la porta da terra, ai benemeriti cittadini di Venezia che hanno tutto il diritto di entrare in Arsenale. Il giornalista veneziano Maurizio Crovato era autore di numerose pubblicazioni, studi e ricerche sull'Arsenale di Venezia. L'altro giorno però, invitato come esperto in commissione, è stato suo malgrado protagonista di un incidente diplomatico. Invitato a partecipare alla seduta congiunta, ma poi lasciato alla porta, sbollita la rabbia, è tornato a parlare ai nostri microfoni. Io ero stato invitato dalla quarta commissione, dalla sua presidente, come tecnico, come storico. Arrivato alla porta, che era poi la porta di servizio, non ero nell'elenco previsto dai militari e non mi hanno fatto entrare. Io ho forzato un po' la situazione, sono entrato, sono arrivati i carabinieri a prendermi. A questo punto ho detto, allora arrestatemi. Crovato, che precisa di conservare la mail di invito alla commissione, ha interpellato anche il vice segretario generale di Cafarsetti, dottor Francesco Vergine, e poi si è dichiarato molto amareggiato anche dal comportamento assunto da alcuni consiglieri della lista Fucsia, compagini di maggioranza, della quale anche lui ha fatto parte per 5 anni nella precedente legislatura, rivestendo per un periodo, tra l'altro, anche il ruolo di capogruppo. Hanno fatto una pessima figura. Io, cittadino veneziano, che solo 40 anni fa avevo scritto un libro sull'Arsenale e poi altri, non ho avuto la possibilità da invitato di entrare all'Arsenale. Proprio una bella esperienza. Voltiamo pagina e siamo al Carnevale. Danzatrici, poeti e saltimbanchi cercasi per rito propiziatorio a favore del Carnevale di Venezia, l'iniziativa di artisti e artigiani che intendono riportare la partecipazione popolare ad una delle feste più sentite della città.
C'è chi aspetta l'intervento del governo, dei fondi europei, chi del ritorno del turismo di massa e chi invece, per rilanciare il Carnevale di Venezia, chiama a raccolta poeti, sciamani, artisti, artigiani, saltimbanchi e danzatrici per riti propiziatori di rinascita. Prostrato dall'acqua alta eccezionale del 19 che aveva colpito negozi e magazzini dei mascareri, azzerato dalle limitazioni del Covid, il Carnevale di Venezia le tenta tutte per riconquistare il terreno perduto e la carica la suonano tra gli altri proprio mascareri come Gualtiero Dall'Osto, tra gli animatori di un nonato gruppo di artisti che scendono in campo con una mascherata itinerante che non è uno spettacolo, è una pacifica chiamata alle armi della partecipazione. Abbiamo organizzato dei riti che cercano di ritrovare il significato profondo del Carnevale, quello della partecipazione attiva e non esclusivamente social. Cioè il Carnevale è sempre stato un tempo dedicato è un tempo e uno spazio concesso perché la gente possa esprimersi, possa liberarsi, possa rigenerarsi. E questo è il senso di diventare attori di questo tempo. Brevi esibizioni hanno attraversato Calli e Campielli nel rispetto delle normative anti-Covid. D'altronde, come ha scritto lo storico Danilo Reato, tra i promotori dell'iniziativa, non è forse la maschera quella che tutela noi e gli altri dai futuri contagi. Liberiamo dunque la creatività e riprendiamoci Venezia, il suo carnevale e le sue tradizioni. Secondo fine settimana dunque di Carnevale a Venezia, ricco di maschere, spettacoli per bambini ma anche eventi tradizionali come la prima sfilata delle Marie. In tanti sono saliti oggi sulla passerella di Play with the Lion in piazza San Marco per farsi fotografare in maschera. Nei campi del centro storico e della terraferma veneziana questo weekend è dedicato agli spettacoli di strada diffusi con decine di esibizioni di magia, musica, teatro e giocoleria. Nel pomeriggio prima uscita ufficiale, le vedete per le Marie del Carnevale salite a bordo delle imbarcazioni simbolo della città, le gondole. Le Marie hanno sfilato in un corteo acqueo sul Canal Grande da Santa Sofia a San Marco. Nei prossimi giorni si contenderanno il titolo della Maria più bella dell'anno. E dunque da oggi il Carnevale a Venezia è entrato nel vivo, dallo spettacolo che ha portato la magia del Carnevale sull'acqua al concorso per premiare la maschera più bella. Nebula Solaris non tradisce le attese e incanta Venezia nella splendida cornice dell'Arsenale, diventato un teatro a cielo aperto. La sfilata sarà replicata anche oggi e domani, sempre con 2 appuntamenti al giorno alle 18:45 e alle 21:15. E poi da giovedì grasso a martedì grasso repliche tutti i giorni negli stessi orari. La partecipazione del pubblico è gratuita, ma si dovrà prenotare nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Una magia ha così illuminato il Carnevale di Venezia 2022. La soddisfazione di chi ci ha sempre creduto nonostante la pandemia, il direttore artistico del Carnevale di Venezia Massimo Checchetto e il direttore di Vera Fabrizio Doria. Innanzitutto uno spettacolo ospitato all'Arsenale di Venezia, che è un posto straordinario e questo è già uno spettacolo. In più abbiamo voluto metterci qualcosa di noi, quindi ci sarà uno spettacolo di fuoco, acqua e videoproiezioni con musica, quindi uno spettacolo anche tecnologico nel bacino dell'Arsenale di Venezia. La risposta del pubblico è sorprendente perché non appena con la Comune di Venezia abbiamo deciso di ripartire in sicurezza con questa manifestazione, la risposta di cittadini e ospiti della città è stata subito vincente. Poi, sempre Doria, questa mattina davanti al parco appena allestito in piazza San Marco per dare il via ad un'altra iniziativa molto attesa dal popolo del Carnevale. Da oggi le maschere possono fare la loro foto ufficiale 360 e poi partecipare al concorso con una giuria virtuale che da tutto il mondo proclamerà la maschera più bella dell'edizione 2022. Ora parliamo di film, quelli presentati alla Mostra del Cinema di Venezia che fanno incetta di nomination agli Oscar, sono ben 29 per 6 film. La 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si conferma trampolino di lancio ideale e privilegiato verso gli Oscar americani. Sono infatti ben 29 le nomination ottenute da 6 dei film presentati in anteprima mondiale lo scorso settembre in Laguna e tra le candidature
una nomination l'ha ottenuta il film italiano È stata la mano di Dio. Il regista napoletano Paolo Sorrentino, già vincitore dell'Oscar americano con La grande bellezza, sogna così il bis con il suo film autobiografico. 29 nomination fanno della Mostra di Venezia il primo festival e confermano il lavoro sontuoso del direttore della mostra Alberto Barbera, che commenta così questo primo verdetto. La nutrita presenza di film dell'ultima mostra del cinema di Venezia tra i nominati per l'Oscar 2022 non può che farci un enorme piacere. Però sono la conferma da un lato della eccellenza della selezione veneziana e dall'altro del fatto che Venezia ormai si conferma come un trampolino di lancio ideale per tutti coloro che sperano di vincere il premio più ambito dell'anno. 12 nomination sono state attribuite a The Power of the Dog di Jane Campion, Leone d'Argento a Venezia, 10 a Dune di Denis Villeneuve, evento attesissimo alla scorsa mostra, 3 per Last Daughter, 2 a Madres Paralelas con Penelope Cruz, vincitrice della Coppa Volpi 2021, una per Spencer di Pablo Ryan, il film su Lady Di, e una È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Leone d'Argento a Venezia. Per la mostra di Venezia un trionfo che, in quanto a nomination, spodesta Cannes 29-9. Il frutto di un lavoro decennale che sta dando i suoi frutti e che conferma Venezia come un appuntamento ormai imperdibile nel circuito festivaliero internazionale. E ora col prossimo servizio parliamo invece di cultura digitale e creatività. Un bando di 150.000 euro per la cultura digitale e uno di pari importo dedicato alla creatività. Li promuove la Fondazione di Venezia. Il primo bando è rivolto a musei, archivi, biblioteche della città metropolitana interessati a valorizzare i propri contenuti culturali con l'adozione di strumenti e tecnologie digitali. Ovvero come le nuove tecnologie possono cambiare e dare ulteriore sviluppo all'ambito culturale, in particolare nei settori dell'archiviazione, delle biblioteche, dei musei. Il bando creatività, sempre di 150.000 euro, si rivolge a enti, associazioni, fondazioni con sede legale all'interno della città metropolitana che operano negli ambiti delle arti creative e performative. Un sostegno a un settore che in questo ultimi 2 anni ha subito una contrazione estremamente significativa. Dopo le riduzioni drastiche degli spettacoli teatrali, cinematografici e concertistici dal vivo e perdite significative di accessi del pubblico agli eventi culturali, arriva un aiuto concreto. Al centro dei 2 bandi c'è lo sviluppo del capitale umano, la crescita professionale degli studenti e dei neolaureati e la progressione delle tecnologie digitali, così come indicato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vi ricordo in finale che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antena 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TNE Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antena 3, Rete Veneta e Telenord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali e dunque lo ripetiamo. Il 10 per Antena 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Telenord-Est. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al Meteo. Migliora il tempo sul nostro territorio, ci attende infatti una domenica asciutta e anche piuttosto soleggiata e mite. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica del 20 febbraio evidenzia che appunto ci attende una splendida giornata caratterizzata dal bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, non si escludono degli addensamenti sui monti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature gradevoli, come detto, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più stabile con tanto sole ovunque, qualche annuvolamento ci sarà ma innocuo. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 12-13 gradi.
Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato, solo con qualche nube in più sui settori più settentrionali, ma non darà luogo a piogge. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 12-14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3.